3 locali del Veneziano, molti lavoratori in nero tra i locali chiusi, 3 sono nella zona della Movida di Rialto, l'operazione in vista delle festività pasquali. Esce di strada con l'auto e si schianta su una spalletta in cemento, tragedia, a Silea muore un 39enne di Roncade, padre di 2 bimbe, gestiva un ristorante a Mirano. Arrivata sulla banchina Liguria, inaugurata mercoledì scorso la MSC Sinfonia, inizia così la stagione delle navi da crociera a Marghera dopo il divieto del passaggio davanti a San Marco. Il consigliere di opposizione Gasparinetti attacca l'amministrazione denunciando un avanzo di 90 milioni di euro nel bilancio e lancia un'iniziativa per coinvolgere i residenti. Il maltempo si è abbattuto anche sul Veneziano con raffiche di vento, abbassamento delle temperature, grandine soprattutto in Veneto orientale. A Malamocco una nave in difficoltà. Lo scorso marzo l'associazione Buongiorno Marghera, insieme a una nota farmacia, ha dato vita ad una raccolta farmaci da mandare in Ucraina. Ora partiranno, ma l'iniziativa prosegue. Questa sera a Venezia si corre in notturna, parteciperanno atleti da 349 paesi. La corsa attraverserà la città al buio in uno scenario unico e suggestivo con i suoi 51 ponti. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Vasta operazione dei carabinieri nel Veneziano in vista delle festività pasquali, controlli sui locali tra lavoro nero e irregolarità. 3 sono stati chiusi nella zona della Movida di Rialto. Il nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Venezia, con la collaborazione dei militari del comando provinciale, in prossimità delle festività pasquali, ha intensificato i controlli nel settore della ristorazione in relazione all'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, oltre che a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Numeri importanti, quelli emersi nel corso delle ispezioni effettuate nelle ultime 2 settimane in tutta la provincia. Scoperti 19 lavoratori in nero su 75 controllati, 14 attività sospese su 23 verificate, 53 violazioni accertate con multe per un totale di 235.000 euro. Tra le situazioni più critiche, i carabinieri hanno segnalato quella di un ristorante a Marghera, dove è stato trovato un lavoratore di origine algerina, impiegato con mansioni di tuttofare, che lavorava da 5 anni in nero con una paga di 4 euro l'ora. L'attività ha consentito di recuperare 30.000 euro di contributi evasi e 15.000 di premi assicurativi, oltre che contestare al gestore sanzioni per un importo di circa 35.000 euro. 3 i locali chiusi e multe per 150.000 euro invece in centro storico a Venezia, nelle aree della cosiddetta Movida di Rialto, dove oltre alle sanzioni i carabinieri hanno identificato 5 lavoratori irregolari su 25 controllati. Inoltre sono state rilevate carenze sanitarie nelle cucine che hanno portato all'immediata chiusura delle attività. Ancora a Mestre è stato chiuso e multato per 26.000 euro un locale gestito da un imprenditore straniero e un altro locale a Quarto d'Altino con multa di 45.000 euro. Era gestito da una donna di origine marocchina che impiegava 2 lavoratori in nero che al momento dei controlli stavano somministrando bevande e alimenti ai clienti. In questo caso il locale era del tutto sconosciuto al fisco e figurava come sede di un'associazione sportiva, quindi mai iscritto al registro delle imprese. A distanza di 70 anni i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, coordinati dalla Procura di Pistoia nell'ambito di specifici servizi di controllo al mercato dell'arte attraverso il monitoraggio di siti online, hanno restituito alla chiesa di Santa Maria Assunta di Garda nel Veronese una statua lignea rappresentante il martirio di San Sebastiano, rubata nel dopoguerra dalla chiesa della diocesi veronese. Dopo il furto e la ricettazione, l'opera è stata oggetto di vari passaggi di proprietà, messa sul mercato dell'antiquariato fiorentino e ceduta ad un collezionista privato. Poi è comparsa nuovamente nel circuito commerciale di settore durante l'autunno dello scorso anno ed è stata intercettata nella vetrina digitale associata ad una casa d'aste fiorentina, successivamente sequestrata prima che la stessa fosse battuta all'asta.
Ed ancora cronaca con un'altra tragedia della strada si è verificata in provincia di Treviso. A Silea a perdere la vita un giovane padre di 39 anni residente a Roncade. Era molto noto nel veneziano, era originario del veneziano e molto noto perché gestiva un ristorante a Mirano. I miei figli hanno detto che hanno sentito il botto, è stato molto forte, hanno tremato i vetri, ha detto, quindi sicuramente è stato un urto molto violento. Lo schianto violento contro il ponticello di cemento è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Nulla ha potuto fare l'equipaggio del suo ME118, troppo gravi le lesioni riportate per poter salvare la vita a Silvio Bernardi, giovane padre di 39 anni. Il terribile incidente è accaduto alle 23 lungo via Sant'Elena a Silea. La vettura stava procedendo in direzione di Roncade quando, di fronte ad un colorificio, è uscita dalla careggiata. Non ci si spiega come mai il giovane padre abbia perso il controllo della sua autovettura, forse un improvviso malore o una distrazione. Che abbia perso il controllo praticamente, abbia lasciato andare la macchina e che sia finita nel fosso. Sullo schianto indaga ora la Polizia Stradale di Vittorio Veneto. Gli agenti hanno dovuto bloccare la strada per lungo tempo per riuscire ad effettuare tutti i rilievi del caso e per scongiurare l'ipotesi di una possibile collisione con un altro mezzo. Ho sentito i rumori poi dei mezzi che recuperavano l'auto fino a tarda notte, almeno fino alle 3, alle 4 di notte sono andati avanti. Silvio Bernardi lascia la moglie Nadia e 2 bambine di 5 e 6 anni. Una tragedia nella tragedia, perché la vittima di questo incidente stradale è un giovane papà, un giovane marito, e quindi c'è lo strazio di un'intera famiglia a cui si aggiunge proprio il dolore di tutta la comunità. Il 39enne originario del veneziano era molto conosciuto per essere il titolare dal 2020 del locale La Porchetteria a Mirano e per aver gestito altri bar nella Marca. Con la famiglia viveva da alcuni anni a San Cipriano di Roncade. Con l'arrivo della nave MSC Sinfonia alla banchina Liguria del Terminal Vecona è iniziata la stagione delle navi da crociera a Marghera dopo il divieto di passaggio per bacino San Marco e canale della Giudecca imposto dal governo Draghi la scorsa estate. Questo è il primo approdo temporaneo delle 32 navi che arriveranno per tutta la stagione. Gli arrivi sono previsti al sabato e una domenica al mese. La banchina Liguria è la prima delle 2 banchine provvisorie che saranno operative per il 2022 che anche con il supporto del Terminal di Fusina riusciranno ad ospitare 200 toccate in città, circa un terzo rispetto alle 565 del 2019 prima della pandemia. La politica cittadina. Ora il consigliere d'opposizione Marco Gasparinetti attacca l'amministrazione comunale denunciando un avanzo di 90 milioni di euro nel bilancio e lancia un'iniziativa per coinvolgere i residenti. Sentiamo di cosa si tratta. È un bel uovo di Pasqua con sorpresa, perché l'anno scorso ci si diceva sempre no, ogni volta che facevamo proposte, e invece il bilancio comunale si è chiuso con un avanzo di bilancio di 91 milioni, che vuol dire che soldi c'erano. Il gruppo di opposizione in Consiglio Comunale a Venezia Terra e Acqua denuncia un avanzo di bilancio di 91 milioni di euro. Denaro, evidenzia Gasparinetti, che si poteva utilizzare proprio lì dove il Comune ha scelto invece di non intervenire. E noi non vorremmo che questa fosse l'ennesima decisione calata dall'alto sulle teste dei cittadini, perché abbiamo molte priorità, la casa, il trasporto pubblico, gli asili, le scuole comunali, e sono tutte cose importanti. Non è detto che tutto questo avanzo di bilancio debba essere per forza speso soltanto sulla cittadella dello sport, che è particolarmente cara al sindaco in carica. E per cui c'è anche una parte di fondi del PNRR? Assolutamente. Allora, ci sono 93 milioni in più che arriverebbero dal PNRR se la notizia verrà confermata, ma ci sono comunque 190 milioni a carico del bilancio comunale, di cui 95 escono subito e altri 95 sono un mutuo con cui il Comune si indebita, andando quindi a pagare degli interessi, e con gli interessi arriviamo a altri 120 milioni, per realizzare la cittadella dello sport. E credo che tutti potranno toccare con mano l'ipocrisia di scelte politiche che sacrificano l'interesse pubblico, come può essere il trasporto pubblico locale, la casa, intesa come edilizia residenziale pubblica, per un progetto che oggettivamente va a beneficio principalmente di società private. Alla luce di questo, Gasparinetti ha deciso di chiedere l'opinione della cittadinanza con un'iniziativa di bilancio partecipato.
volte Milano e Bologna hanno adottato il bilancio partecipato ed è uno schema secondo cui una quota parte del bilancio comunale viene spesa sulla base delle indicazioni della cittadinanza. Noi non possiamo organizzarlo come amministrazione comunale perché siamo minoranza in consiglio comunale, ma sarà una consultazione autogestita che punta a ricevere migliaia e non centinaia di risposte, perché da oggi fino al 20 di aprile sarà possibile votare sia nei gazebo e nei banchetti volanti, sia in una lunga lista di esercizi aperti al pubblico, la cui lista verrà divulgata domenica e speriamo che siano in molti a raccogliere l'invito a votare in questa che è una consultazione popolare, non vincolante chiaramente, ma più numerosi saranno i voti espressi e più difficile sarà ignorare il risultato di questa consultazione. Se il risultato dovesse essere quello sperato, l'obiettivo è che il sindaco tenga in considerazione le richieste dei suoi concittadini. Ed ora l'ondata di maltempo che nel pomeriggio si è abbattuta anche nel veneziano con forti raffiche di vento, abbassamento delle temperature e grandinate soprattutto in Veneto orientale. Come da previsioni la giornata è iniziata con il sole, ma dal primo pomeriggio il maltempo si è abbattuto anche sul veneziano. A partire dalle 14:30 circa sono iniziate le prime piogge in diverse zone della provincia, in particolare sulla terraferma. Da Chioggia a Portogruaro, Eraclea, Noale, San Donà di Piave, Jesolo, la Riviera del Brenta. C'è stata qualche grandinata, ma gli interventi dei vigili del fuoco si sono resi necessari soprattutto per i danni provocati dalle forti raffiche di vento. Alberi caduti, coperture sollevate, cavi elettrici, cartelli stradali, ma non si sarebbero registrati particolari danni. A Chioggia 3 operai sono rimasti bloccati mentre lavoravano sul tetto di un edificio, ma i vigili del fuoco giunti sul posto li hanno messi in sicurezza. A Malamocco una nave si è trovata in difficoltà a causa del forte vento in canale, mentre davanti a Cavallino sono intervenuti l'elicottero, i sommozzatori, la motobarca e la capitaneria di porto per un'imbarcazione di circa 20 metri che stava imbarcando acqua. Gli occupanti sono stati recuperati e portati in salvo e così l'imbarcazione. Stando alle previsioni meteo, il maltempo non proseguirà a lungo, lasciando spazio a una domenica più calda e soleggiata. Lo scorso marzo l'associazione Marghera, insieme a una nota farmacia, ha dato vita ad una raccolta farmaci da mandare in Ucraina. Vediamo com'è andata. Oggi finalmente consegniamo i primi pacchi e onestamente mi sembra un buon successo, un successo partecipativo da parte dei cittadini che ringrazio infinitamente. Marghera ha dimostrato ancora una volta la sua sensibilità, dando un notevole contributo nella donazione di farmaci da portare in Ucraina. Un'iniziativa avviata lo scorso 18 marzo tra l'associazione Buongiorno Marghera e le farmacie Pizzini. Bastava recarsi in una delle 3 strutture, comprare un farmaco indicato in un apposito elenco e inserirlo nella scatola. La gente ha risposto molto bene, molto sensibile a tutti gli argomenti che abbiamo sollevato, è stato donato tanto. Vorrei aggiungere che continueremo nelle prossime settimane, abbiamo cercato e cerchiamo di aiutare e continueremo a farlo anche nei mesi successivi nella speranza che questa guerra possa finire presto. La raccolta di farmaci infatti sta continuando. Come medico mi sono proposto di raccogliere farmaci, di ricevere anche richieste dall'Ucraina cosa specificamente hanno bisogno e abbiamo contatti con diversi ospedali, con diversi volontari in Ucraina che anche lì gestiscono i rifugiati e quindi elenchi di farmaci, elenchi di materiale medico-sanitario che hanno bisogno e quindi organizziamo, scriviamo già sui pacchi cosa c'è dentro, mandiamo elenchi e questi pacchi arrivano al destinatario. Pensate in prospettiva futura, provate a pensare a quanto i ragazzini ucraini, le donne, le signore, gli uomini che sono arrivati in questo momento a Venezia, a Marghera, a Mestre, in tutto il territorio della città metropolitana di Venezia, saranno a noi riconoscenti. L'importanza del biologico sulle nostre tavole. All'M9 di Mestre è stato presentato l'Atlante delle aziende agricole venete che fanno scuola.
La pandemia prima e ora i risvolti determinati dal conflitto in Ucraina hanno rimesso al centro del dibattito politico la capacità di adattamento al nostro sistema agricolo e alimentare, evidenziando l'importanza del biologico che deve essere una priorità. Il Veneto si sta dimostrando all'altezza in questo. Oltre 2.500 aziende di produzione in Veneto, un totale che supera i 3.500 operatori in senso lato. Progetti. In questo momento abbiamo come regione attivato un bando importante con 15 milioni di euro per le aziende che hanno avviato il periodo di conversione al metodo di produzione biologica. È un'anticipazione in qualche modo di quello che sarà lo scenario che si apre a partire dall'anno prossimo, 2023, con l'entrata in vigore del piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027. In 7 anni sono già alcune migliaia gli operatori che hanno scelto di convertire al bio la propria attività agricola, passando da 1.804 a 3.808. Se ne è parlato nel corso di un convegno all'M9 di Mestre, in cui è stato presentato l'Atlante delle aziende venete che fanno scuola. Ha fatto vedere come il comparto biologico in regione sia stato capace nel tempo di intercettare i bisogni dei consumatori più attenti alla sostenibilità e alla salute, abbia saputo soddisfare domande emergenti e originali, deve ancora fare molti passi in avanti per poter realizzare tutto il proprio potenziale, in particolare insistere e investire su una comunicazione mirata, sulla capacità di costruire esperienze coinvolgenti per i consumatori e sapersi comunicare al meglio e soprattutto parlare direttamente con loro per non essere intermediato esclusivamente dalla distribuzione ma sapersi raccontare efficacemente. Questa sera a Venezia si corre in notturna, parteciperanno atleti da 349 paesi. La corsa è organizzata da Venice Marathon, attraverserà la città al buio di notte in uno scenario unico e suggestivo con i suoi 51 ponti. Si alza ufficialmente il sipario su uno degli eventi più affascinanti al mondo, il CMP Venice Night Trail, il City notturno, organizzato da Venice Marathon. In 5.000 i nastri di partenza da 39 paesi attraverseranno la città in notturna con le loro torce frontali per illuminare il percorso che passerà anche 51 ponti. È un evento che è spettacolare per tanti aspetti. Ringrazio Venice Marathon perché comunque è un'organizzazione, un'associazione che negli anni, come un po' accennava Piero prima, si migliora. L'anno scorso è stato provato questa partenza nuova dalla marittima e ringrazio anch'io come amministrazione l'autorità portuale VTP per aver dato la disponibilità e per essere venuti incontro insomma a questo tipo di evento e devo dire che è stata una partenza lo scorso anno di successo, nel senso che è stata logisticamente perfetta. Partenza della gara sabato sera alle ore 21 al terminal crociere 123 in Marittima, dove è previsto anche l'arrivo. Il grazie va esteso sicuramente a tutti, a chi organizza, a chi gestisce, a chi fornisce la logistica e a chi ovviamente si spende, anche gli uffici comunali, perché anche ci ringraziamo di solito tutti gli sponsor, ma non sappiamo che lavoro c'è dietro anche da parte del comune. 2 parole, divertimento e rispetto. Io mi rifaccio all'Enjoy Respect Venezia. Ed ora il calcio, una passione senza età. Sergio Penzo è il cervello del centrocampo della squadra amatoriale Veneziani Serenissima, che scende in campo tutti i sabato mattina ed ha festeggiato sul campo da calcio naturalmente gli 80 anni compiuti lo scorso 3 aprile. La sua è una bella storia di passione per lo sport e per il calcio. Un esempio di impegno e entusiasmo da imitare anche per tanti ragazzi. Sergio Penzo è un calciatore da record, fa parte ed è tesserato per l'Associazione Sportiva Veterani Serenissima di Venezia. Ha compiuto 80 anni lo scorso 3 aprile e continua a giocare. E non si pensi al calcetto o a un campo ristretto. Sergio governa il centrocampo in un campo regolamentare.
siamo andati a trovarlo al campo sportivo Jacopo Reggio delle Terre Perse, al Lido di Venezia, un sabato mattina. Una volta quando vediamo Putei ti da pensare, quando vediamo Putei, gli altri, adesso che tennis, pallavolo, pattinaggio, un sacco di sport a Lido, no? Agli anni 55 che ero a Lido, che sei dal 51 che stavo a Lido, quando andavamo a casa da elementari, buttavamo al cartella, andavamo a giocare al calcio e torniamo a casa alle 7 della sera, senza fare merenda, perché chi anni hanno non era merenda, adesso che c'è merenda, le patatine, che robette, e torniamo a casa alle 7 della sera e troviamo a mangiare qualcosa. Ecco, dopo questo qua, ho fatto il militare 2 anni a Bordo Vespucci, da Poretto, no, ho fatto che avevo delle esperienze enormi, ho giocato a Nettuno diversi anni, dopo sono andato alla CTV e dalla CTV ho potuto battere della CTV e sono andato in pensione. Ho sempre continuato a giocare, molto probabilmente sono anche fortunato, tra l'altro, oltre a passione per il calcio che ho, no, tuttora adesso, nonostante l'età, sono fortunato che non subisco infortuni, no. Adesso qua siamo 80 anni, spero di andare avanti ancora qualche altro annetto. Svelato il segreto di una forma così invidiabile, sentiamo il presidente dando appuntamento a tutti alla prossima partita. Noi ci ritroviamo anche ogni tanto a fare delle manifestazioni amichevoli anche con paesi stranieri come Austria e Croazia e con chi ha il piacere di giocare con noi, soprattutto per stare insieme in amicizia e convivialità. E Sergio fa parte di uno di noi, siamo onorati di avere Sergio nella nostra squadra. È tutto da Venezia per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buona serata, arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 O2. Affidati al nostro personale qualificato. Bentrovati al meteo. Domenica delle Palme la perturbazione si sposta al sud e sul nostro territorio torna ad aumentare la pressione atmosferica. Vediamo dunque il dettaglio del 10 aprile. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, come vediamo, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. La nuvolosità sarà davvero scarsa e la visibilità ottima. Temperature in lieve diminuzione, minime tra 1 e 5 gradi, massime comprese invece tra i 12 e i 17 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molto soleggiato, al mattino cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio qualche velatura ma del tutto innocua. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole, qualche occasionale nube di passaggio ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.